Buondì, sono Valeria Darin, una cadorina che fa parte del staff del rifugio Dolomites sulla cima del Monte Rite, a Cibiana di Cadore. Il rifugio Dolomites Monte Rite è nato principalmente da un'idea di Reinhold Messner, che ha visto il posto magnifico e ha pensato di darsi da fare per avere dei finanziamenti per sistemare la strada e le macerie che erano restate dei forti della Prima Guerra Mondiale. Quindi nel 2002 è stato aperto sia rifugio Dolomites, che è questo, a 2160 metri, sia il museo di Reinhold Messner, il museo nelle nuvole, che è 20 metri più in su, 2180 metri, sempre sulla cima del Monte Rite. In pratica i soldati nota ha fatto tutto questo gran lavoro, ha fatto la strada e ha fatto le caserme, ha fatto il forte, perché pensava che venisse sfruttato proprio per la Prima Guerra Mondiale. Per fortuna che su effettivamente è stato sbarato solo 2 colpi e basta. Dopo è stato distrutto tutto e restato le macerie, e anni fa appunto è passato questo Messner che ha detto va bene, che si può fare una roba bella perché il posto è magnifico, è un panorama che si chatta su poche poste e viene tanta gente che su perché si può venire anche con la navetta o a pè e 7 km. Con la navetta si sta una ventina di minuti e si rua proprio qua su in cima. E quindi viene anche tanta gente, anche anziani, anche i pupe, i picciui, perché insomma è un posto che è comodo da raggiungere. Si vede il Pelmo, si vede l'Antelao, ma per essere proprio là su queste montagne, perché le è vicinissime. Si vede la Marmolada, si vede i monti del Cadore, della Carnia, il Sassolungo di Cibiana, che è Caravante, che è bellissimo. Insomma, si vede, intende tutto, tutte le crode di Cortina. E praticamente la gente, cioè gli appassionati proprio di montagna, gli escursionisti, chi che va su per le crode, generalmente fa un sacco di fatica per vedere un panorama simile a quel che si vede al Monte Rite. Vedi che rua appunto la navetta, oppure un viene su a pesci per la strada, però è comodissima, non è per niente faticosa, quindi rua che su e ha un panorama che vede tutte le montagne, quasi tutte, insomma, eccetto le 3 cime, si vede quasi tutte le montagne che ha del centro delle Dolomiti. E resta proprio meravigliati, dice, ah che bello, credeone. Proprio la maggior parte delle persone non credeva di c'è un panorama così bello. E proprio per il panorama noi che sul rifugio avevamo gente che viene a dormire e praticamente noi sulle nostre camere, che le confortevoli perché cioè, non è proprio da rifugio classico, le tipo da albergo perché avevano i piumini, avevano tutto quel che serve per la comodità di una persona. E sulle nostre finestre non avevamo messo le tende proprio perché uno guarda fuori e vede le meraviglie che ha d'intorno. La maggior parte di chi che viene per mangiare e dormire qua leva su la buon'ora presto per di avere l'alba che ha dei colori che solo chi che ha però nota può sapere, e la stessa roba va al tramonto perché su questo posto anche le 4 le finche da spomedodì non resta più anima viva, cammina tutte perché torna tutte ai suoi paesi, alle sue città.
e in silenzio che se lo sente proprio, e quindi un va in giro per la cima del Monte Rite, spieta al tramonto, che ha dei colori specialmente vabbè in autunno ma anche proprio in piena estate, che è meravigliosi, sfumature che va dal rosa all'arancio, e una meraviglia che bisogna proprio venire a vedere e fermarsi qua con tranquillità e spietà che tramonta il sole, perché essendo che lo spazio è proprio aperto, te vede una meraviglia, ogni montagna ha una sfumatura diversa di tramonto. E dopo, quando ben avevi visto il tramonto su questo posto meraviglioso, vi fermate a rifugio e noi avevamo una varietà di robe buonissime da mangiare. Ovviamente le robe che si c'ha a montagna, soprattutto i primi avevano i canederli fatti in casa, di tre sorte, avevano le tagliatelle, anche col sugo dei yak. Ecco, noi avevamo anche la carne dei yak, che praticamente noi tante poste che ha l'opportunità di offrire sta carne. E i yak praticamente tutta l'estate gli è liberi sul Monte Rite chi gira, e ogni tanto insomma i passa anche davanti, e bestie che le state importate da Mesner e partite via in Tibet, e le sa adattò bene anche al nostro ambiente. Gli viniste un po', che sarà state 7-8, e adesso dopo una decina di anni 50-60. Ecco, noi offrono anche la carne dei yak sotto forma di spezzatino, che è squisito perché la carne dei yak è tenerissima. Le è magra, le senza colesterolo, e quindi anche per chi che insomma non vuole mangiare carne rossa o carne grassa va benissimo, e le è apprezzatissima da tutti chi che la prova, insieme alle tagliatelle sempre con ragù dei yak. Dopo avevano anche le lugane che dei yak, insomma avevano abbastanza varietà. Oltre a questa particolarità e tutte le robe che si chiama dei rifugi in montagna, polenta e cavariol, polenta e cervo, e come che dicevo prima i canederli, le tagliatelle, avevano tanta roba fatta in casa. Per ruà sulla cima del Monte Rite bisogna prima ruà a Cibiana, e per ruà a Cibiana o si parte verso Cortina o si ruà su da Longaron. Quando si attai si gira verso Cortina e dopo è un'insegna grande che indica Cibiana. Chi che viene da Belundison i può venire su anche da Longaron, li passa per Zoldo e ruà al passo Cibiana. Chi invece che viene da Longaron e viene su direttamente a Tai, i rua prima a Cibiana e dopo al passo Cibiana. A Cibiana ovviamente se va a vedere i murales, perché Cibiana è il paese dei murales, è conosciutissimo proprio per questa particolarità, quindi prima passa là e dopo viene su in forcella e in parcheggio gran che basta perdute anche in piena stagione, o si ciappa la navetta, perché noi siamo in collaborazione col servizio navetta che le fatto ben, perché hi ha tante mezzi, quindi anche quando tanta gente tipo le domeniche o il mese di agosto insomma fa servizio perdute, oppure un pian pianino viene su per il sentiero che le lungo 6 km invece che 7 km della strada. Le navette gliele in tante e le fa servizio da quando noi Verdon a quando Serom, praticamente da inizio giugno a fine ottobre. Le navette è sempre presenti, o anche se qualcuno volesse venire sulla sera basta telefonare, fai una prenotazione e la navetta ti porta su, e quindi si può mangiare tranquillamente e torna con ancora più tranquillità. Noi cerchiamo di divertire il più possibile, perché comunque qualche appassionato passa sempre, ed è chi anche che fa l'alta via numero 3 e quindi si ferma a dormire, e di dopo parte ben buon'ora e prosegue il giro. È difficile ti diverto così tanto tempo, perché l'affluenza ovviamente non è così grande dall'inizio alla fine. Si sa ben che la maggior parte della gente passa le vacanze e il mese di agosto, quindi il mese di agosto che bisogna essere in tante per servire bene tutta la gente, che altri mesi insomma sono in pochetti, ma il posto è grande perché avevano anche una grande terrazza fuori davanti e tante tauline fuori davanti, quindi il personale bisogna sempre comunque che sia. E noi abbiamo delle difficoltà, a parte per gli approvvigionamenti, che va bene, noi tutti i fornitori che vuoi venire finché su, e se no dici allora vi porto la roba, però no sempre. E la difficoltà più grande che abbiamo è la laga, perché è una sorgente sempre cassotte, sempre comune di Cibiana, che in la bicciaga e in no. Sto luglio, che era tanto ciaudo, per esempio, abbiamo dovuto comprarla anche l'aga, e ne la porta su con le cisterne pian pianetto con i trattori.
e quando tanta affluenza di gente non avona sei aga perdute e ovviamente la gente si lamenta, ma si lamenta perché essendo chi ruoca su con tanta comodità, con la navetta o insomma comunque comodi, noi pensa che possa essere delle difficoltà perché essendo così auto che su sorgenti non è che l'aga ne rua da nessun'altra parte, ma questo la gente stenta a capire e infatti sento sia quando non avon aga. Che l'altra difficoltà è che appunto la stagione è anche lunga, però l'affluenza gli anni passati era di più, adesso insomma non è sta grande affluenza. Quindi per fortuna diciamo, è in progetto di avere una seggiovia per poter avere rifugio anche la stagione invernale, che sarà un gran bene perché durante la stagione invernale noi sappiamo, pur non essendo verte, che viene su tanta gente o che esce dall'alpinismo o con le ciaspe e tanta gente che piace Monterite proprio perché anche d'inverno con tutta la neve e con anche belle giornate il panorama cioè, è proprio una meraviglia che più così non si può dare volere. E adesso se riuscisse a fare questa seggiovia che comunque è in progetto, se riuscisse oltre a poter avere noi d'inverno e quindi offrire servizi anche a chi che viene su, sarà una bella idea poter avere una pista di slittino, quindi sarà 7 km di pista di slittino naturale, diciamo, che si potrà sfruttare e la sarai su una strada neanche ripida, perché sì, è pendente ovviamente, però che il tin che basta per poter venire in sicurezza. E allora il Rifugio Dolomites vi saluta tutte e spero che veniate a Ciatane perché sicuramente resterete anche voi entusiasti che ci attacca su.